Buonasera a tutti, benvenuti qui all'Ex Regio Museo, grazie per la vostra presenza, ringrazio anche chi ci segue da remoto. Come sapete, da oggi per qualche mese questa sarà la sede dei dialoghi, perché come anticipavamo è un periodo di grandi lavori legati soprattutto al PNRR e altri finanziamenti, quindi San Saturnino sarà chiusa, sarà cantiere dalla settimana prossima per varie attività, ma in particolare per la sostituzione delle vetrate. Quindi saranno dei lavori che speriamo possano finire a inizio del prossimo anno. E come probabilmente avete notato anche passando da Piazza Arsenale, oppure se avete visitato il museo in questi giorni, anche i musei nazionali sono interessati da molti cantieri, sia del PNRR, sia portati avanti con fondi del museo, e per questo motivo dal 10 di novembre, quindi lunedì prossimo, saremo chiusi al pubblico perché sono dei lavori veramente di impatto, tra cui la realizzazione di 2 nuovi ascensori, tutta una serie di attività anche invasive che non è possibile fare a museo aperto. Finora abbiamo cercato di fare il possibile con delle chiusure mirate per qualche ora al giorno, però adesso insomma, i lavori si trasferiscono dall'esterno. Non so se avete notato, abbiamo rifatto completamente le coperture di Museo Archeologico e Pinacoteca e adesso si trasferiscono all'interno e quindi sarà necessario chiudere per un mese, non di più, per Natale. Prima di Natale contiamo di riaprire più belli di prima. E a questo proposito possiamo dire che prima di Natale si terrà un evento, non lo chiamiamo mostra, parte di un progetto che vi presenterà meglio la professoressa Mongiu, di cui questa sera, grazie a Patrizia Sardo Marras, che ringrazio per la sua presenza, che ci fa sempre piacere, e già ricordo sempre in questa sede il suo intervento su Grazia Deledda in particolare, e quindi la ringrazio. Il tema di questa sera è legato a questo progetto, ecco, lo chiamiamo così, Plissé, sempre Plissé, di cui vi parlerà la professoressa, con un aspetto del quale contiamo di poter riaprire subito prima di Natale, con novità che ancora non vi anticipiamo. Do la parola alla professoressa. Questo va bene così. Allora, buonasera, siamo nella sala Ferruccio Barrecca, in questo luogo che è l'ex Regio Museo, che ricorderò a tutti abbiamo riaperto dopo tanti anni di chiusura, esattamente dal 93, l'abbiamo aperto alcuni anni fa, è stata una delle prime decisioni prese in uno dei primi consigli di amministrazione dei musei, degli attuali musei nazionali, si chiamano così da qualche anno, in realtà prima si chiamava Museo Archeologico e Pinacoteca. L'istituzione del Museo Autonomo, l'autonomia del museo ha rimesso insieme due cose che erano separate, che dovevano appunto invece stare insieme in un continuum. Ora noi siamo qui, speriamo di starci per le iniziative di dialoghi poco, sperando che l'accanimento nei confronti di San Saturnino lo risparmi da ulteriori stravolgimenti, quali sono state le vetrate che hanno accelerato il degrado che tutti noi abbiamo visto in questi 4 anni in cui abbiamo sofferto il caldo e il freddo, e ringraziamo tutti voi per la fedeltà, perché quelli che ci seguono da remoto in realtà, o quelli che scaricheranno nei prossimi giorni la registrazione, non hanno sofferto il caldo e il freddo come a noi è capitato in un luogo, immaginatevi le pietre, il calcare, quindi noi riprendiamo da qui. Quindi ci è sembrato opportuno dare come titolo "E in principio fu ago e filo", chiedendoci stamattina anche con 2 giovani colleghi funzionari di questo museo esattamente come è nato l'ago e come è nato il filo.
qual è stata la prima delle cose che hanno determinato poi quello che noi chiamiamo abbigliamento. Perché è vero che tra le prime 170 parole che sono state usate a livello mondiale dagli uomini e dalle donne compare la parola lana, ma lana è figlia di un processo molto complesso. Non è che nasca la lana, no, la lana noi lo sappiamo che è figlia del torcere letteralmente, dei fili. Allora è forse il vegetale che ha dato inizio a questo processo che tuttora dura, che poi arriva alla piega quasi subito. Quindi noi abbiamo immaginato che il lavoro di ricucitura che in questi 4 anni e mezzo abbiamo cercato di fare, no? Con Francesco Muscolino direttore, con tutti i funzionari, il CDA al completo, il comitato scientifico del museo, qui il professor San Giusto è sempre presente e assiduo, appunto, comunque partecipe a tutte le cose che poi abbiamo costruito in questi anni, fino ai revisori dei conti, figure fondamentali in un processo che voglia essere, che segua regole e sia poi efficiente. Quindi questo gruppo vasto, di cui voi vedete sempre soltanto alcuni di noi, in realtà poi ha prodotto una serie di cose per arrivare a... Noi non abbiamo fatto mostre in questi anni, abbiamo dato molti prestiti per mostre, ma noi non abbiamo seguito questa strada che sembrava la via più breve. Abbiamo invece immaginato progetti, ad esempio il sogno di Liliu era di ricomporre la cittadella in una cosa unitaria, ci stiamo riuscendo. Restaurare la porta dell'Arsenale, l'abbiamo fatto. Restaurare il cemento e il Belvedere, la pergola la dedicheremo a Giovanni Torre prossimamente, a Gianni Torre. Finalmente conoscere le cannoniere che nessuno di noi aveva mai visto, vero Paolo? Neanche gli studiosi non avevano mai avuto la possibilità di accedere a questa, che invece stanno diventando uno spazio espositivo. Devo dire che questa composizione anche intergenerazionale di questo gruppo, che vede dai trentenni ai settantenni, io sono l'anziana in realtà è positivo perché è un dialogo intergenerazionale, senza contare il supporto importantissimo dell'Associazione Amici dei Musei, qui ce ne sono diversi, del direttivo, a partire dal presidente Franco Masera, che è stato un supporto. Sto dicendo questo perché l'ago e il filo siamo noi che dobbiamo solo ricucire, rammendare, mediare. Il rammendo e la ricucitura è operazione quasi più importante della cucitura iniziale, cioè ricucire gli strappi, quindi entrare sempre in dialettica. Quindi l'ago e il filo, al di là di quello che nel progetto Plissé, sempre Plissé vi mostreremo, a partire dalle documentazioni archeologiche che nel nostro museo partono esattamente da un peso, da telaio eccezionale, che improvvisamente per noi è diventato il centro del mondo, perché risale alla fase del Neolitico, quindi noi abbiamo documentazione arcaicissima di una attività che era già quello delle prime tessiture, oppure una delle madri, cosiddette madri mediterranee, che è quella di Decimo, che in fondo è quella volumetrica, nuda, eccetera, del Neolitico medio, che però ha un copricapo elaboratissimo, è fatta di intreccio, è fatta di fibre vegetali, probabilmente sì. E allora il tema in questo momento è il nesso tra le fibre vegetali che noi, grazie a Dio, in Sardegna continuiamo a lavorare, il filo di lana, ma il lino, che ha avuto una storia nobilissima, fino ad arrivare a quelle pieghe di cui noi abbiamo esemplare straordinario nel mondo antico, che è l'Auriga di Delfi. Avrei curiosità di chiedere a quelli che se ne occupano, ma quante pieghe ha
quell'auriga in vita, sono 600 come quelle di Fonni, ci impiegavano 4 anni per produrne, arrivavano a essere 300 nella fase finale vicino al piede. Sono cose folcloristiche oppure, come ci pare nella discussione che abbiamo avuto in questi 4 anni, no? In tutto questo vasto gruppo, segno che l'insularità significa il luogo dove le cose più importanti si raccolgono? Secondo noi è così. Sono i luoghi di margine, come ci ha spiegato anche la professoressa Pontillo per il sanscrito, che raccolgono quello che gli altri hanno disperso. Allora questo nostro gruppo, fatto tra l'altro da diversi insulari, no, non soltanto noi, ma Francesco Muscolino che è siciliano, in realtà, no, ha prodotto un'identità nuova. Partendo dalla coltivazione della memoria, sta producendo una nuova percezione e visione di noi, di cui fa parte tutta la parte dell'arte contemporanea che finalmente ha iniziato ad abitare i musei nazionali. Ecco, questo incipit, come doveva essere a quel punto? Non soltanto ritornando in questo luogo dei nostri padri fondatori, da Antonio Taramelli a Giovanni Lillio, a Doro Levi, a Gennaro Pesce, no? E a tanti altri che sono passati qui, come doveva essere, se non con una che col lago e col filo ci convive da sempre, e non soltanto in quanto fin da ragazza ha avuto un incontro con un suo compagno di vita e anche di lavoro, di immaginazione, ma perché, lo dico, non citiamo mai cose così personali, però ad esempio a me quando ho conosciuto la madre di Patrizia mi è apparso chiaro che gli incontri così potenti tra chi il lago e il filo lo sapeva usare fin da piccola, chi lo riconosce, chi immagina, allora questi incontri sono generativi di cose importanti. Allora noi abbiamo anche scelto, e con questo chiudo, di, anche con Prenda Storradas, di riconoscere i viventi, riconoscere il valore dei viventi, perché in generale, come in molte culture, che in parte si percepiscono come subalterne purtroppo, si tende a disconoscere il vivente contemporaneo e a riconoscerlo post mortem. Ma noi invece, che siamo degli antichisti, noi siamo classicisti tra l'altro, ci piace pensare che il riconoscimento, la dialettica del riconoscimento, quella hegeliana, quella che fonda la modernità vera, ci piace pensare che il riconoscimento deve avvenire mentre si fa, mentre diventa, e noi siamo orgogliosi di aver ricevuto la donazione di Maria Crespellani, mentre Maria Crespellani, che celebrava i suoi 100 anni, era ancora in vita. Così per Vanna Nazari, e l'operazione che abbiamo fatto con Nonnis vale esattamente un intero, un intero CDA e un intero comitato scientifico, per il valore simbolico che questo ha avuto, di questo genio non ancora valutato per il giusto valore che deve avere. Quindi Patrizia Sardo, nel momento in cui abbiamo pensato che l'incipit anche di questo progetto molto complesso che presenteremo tra 15 giorni in una conferenza stampa seminario in cui siete invitati, perché non è soltanto la stampa, ci interessa il modo in cui la stampa ci sta sostenendo nell'informazione, ma ci interessa molto il passaparola che ciascuno di voi sta agendo in tutta questa fase. Basta, quindi Patrizia Sardo era la persona giusta, intanto perché sarda, nomen omen, e perché sostanzialmente forse Antonio Marras in questo momento insieme ad Angelo Figus sono meno conosciuto dal punto di vista, come dire, popolare, sono due figure che dietro hanno comunque una densità storica e progettuale che riguarda tutto il nostro popolo. Quindi la parola a Patrizia, ringraziandola per l'amicizia che ci porta e ricordando insieme, e dedichiamo questa serata a Daniela Zedda, che una delle ultime
sue presenze pubbliche fu con tutti noi quando immaginammo un'altra donna, ma non soltanto nella letteratura. A noi ci piaceva pensare come si vestiva, come si faceva fotografare, vedendo quella leggerezza senza cui noi non possiamo produrre assolutamente nulla. Grazie. A te. Buonasera. Buonasera a tutti. Sono felice che hai, Maria Antonietta, che hai nominato Daniela, perché effettivamente, non so, si sente, vero? Sono felice che hai nominato Daniela perché è assolutamente la prima, è la persona che, non solo perché sono qui a Cagliari, perché la ricordo sempre in ogni posto, in ogni luogo, ma qui eravamo insieme e mi ricordo che lei era stata interpellata per parlare delle foto, no? Ovviamente essendo la sua materia di competenza, e aveva concluso che in tutte le foto Grazia non sorrideva mai. Perché? Per come, e io sostenevo, ma perché erano tutte foto istituzionali, Daniela, per questo? Lei ha detto no, perché aveva i denti in disordine. Perché? E quindi era arrivata a questa conclusione. Quella più giusta. Probabilmente. Comunque, tornando a noi, sono molto orgogliosa, molto imbarazzata prima di tutto per essere qua, anticipata dal dottor Muscolino, dalla dottoressa Mongiu, e anche il titolo, insomma, in principio era L'ago e il filo, già il titolo stesso in principio, che si riferisce al libro dei libri, la Genesi, insomma, un po' come aveva detto Woody Allen, a qualcuno mi devo ispirare, mi sembra abbastanza pretenzioso. E quindi per non creare aspettative, no? Anche, non sono qui per fare tenere una lezione, ma semplicemente per raccontare. Quindi vediamola come un racconto di quello che abbiamo. Ciao Elena. Di quello che era, come ha detto Maria Antonietta, come abbiamo iniziato, due ragazzi umili, provenienti veramente dai margini dell'impero, perlomeno della moda, uno tutti e due da Alghero, però uno con il babbo di Alghero, però la mamma detta la Salda, perché ad Alghero se non sei algherese sei la Salda. E noi addirittura, i miei genitori di Santa Teresa di Gallura, quindi de Sviraggias, perché ad Alghero se non sei proprio oriundo, sei come dicono a New York, bridge and tunnel, dicono a New York se non sei di Manhattan, e così ad Alghero sei di Sviraggias. E noi addirittura mamma e papà neanche di Santa Teresa ma delle campagne. Quindi proprio una situazione, oserei dire, margine. E noi ci siamo incontrati quando io avevo 14 anni, Antonio 16, ed erano tantissime ovviamente le cose che volevamo fare, esplorare, vedere, come tutti i ragazzi di quell'età, ma sicuramente non era quello di dedicarci alla moda o agli stracci, come li chiama Antonio Marras. Certo non li chiamo io stracci, perché io, anzi, agli stracci cosiddetti ho sempre attribuito un potere salvifico quasi etico, anzi io lo dico e non me ne vergogno, gli ho sempre detto, anzi, gli abiti mi hanno salvato la vita. E l'ho raccontato anche nel mio libro e non mi vergogno a dirlo, quando avevo 20 anni, in un periodo molto malinconico di carattere, lo sono in generale, della mia vita, che era quello dell'università, era il periodo della maturità, non vedevo altra via di uscita,
e a un certo punto ho immaginato questo abitino che avevo visto in una rivista, la rivista era Donna, che era la rivista che andava per la maggiore, e questo abito, che a descriverlo adesso è un po' raccapricciante perché era un po' carioca con blu, bianco, giallo e rosso. E il solo pensiero, siccome mia mamma aveva sempre fatto tutto, il solo pensiero che potessi averlo, che mamma potesse farlo, io potessi indossarlo, mi aveva ridato questa gioia di vivere. È bastato in realtà poco, però devo dire che è veramente questa possibilità che gli abiti hanno di poterti dare gioia, penso che sia anche importante in tante altre occasioni. Ma ritornando all'inizio, Antonio è diplomato in ragioneria, ma citando la Vanoni, i bilanci non hanno mai quadrato. Io laureata in lingue e letteratura inglese e con una laurea in trasposizione cinematografica dal libro al film, A Room with a View, però ho sempre bisticciato con I miss you, you miss you, insomma tutti questi problemi che ancora non ho fatto pace. E le cose che ci hanno unito da subito sono state comunque la passione per le cose belle, per il cinema, per la danza, per il teatro, per la letteratura e anche per la moda, certo, perché no. Lui stava già in negozio subito e viveva nel negozio, il padre aveva un negozio di stoffe e la passione per le stoffe l'ha sempre avuto sin da piccolo, le toccava, le sfiorava e ancora adesso ha sempre la passione per i tessuti, ha una vera ossessione. Anche adesso per fare le collezioni ne deve avere miliardi di tutti i tipi, qualsiasi tipo di tessuto, i tessuti sia quelli preziosi, sia i tessuti maschili, prese d'egale, i pied pull, le chevron, il fil a fil, qualsiasi tipo di tessuto, i tessuti preziosi, le sete, quelli scivolosi, i taffetà, i velluti, tutti i tessuti devono essere tutti presenti, poi anche quelli più contrastanti devono stare insieme, poi tutti sul tavolo, tavoli grandissimi, immensi, devono stare là, poi apparentemente uno che non c'entra con l'altro, poi non si sa come, vengono messi insieme, e per una questione non si sa come, che a noi comuni mortali una formula sconosciuta, vengono mischiati insieme e formano un patch che sembra sia sempre esistito, e non solo come tessuti ma proprio come disegni, poi dei disegni lo stesso, che è ancora più difficile con le stampe, con le fantasie, perché i disegni che poi sono sempre gli stessi disegni che sono presenti, no, nelle nostre collezioni, che sono i disegni, che sono i pois, i quadri, il tartan, i fiori, le rose, degli sfondi magari di fiori di campo con un lago, che poi vengono insieme a delle righe che ci sono in tutte le maniere, magari sempre un damasco nei colori preferibilmente delle cru, del nero e del bordeaux, che noi chiamiamo immodestamente rosso marras, dal rosso carminio che noi attribuiamo al Ligazzo Rubio, quel legaccio, no? che noi abbiamo, gli attribuiamo questo valore che lega l'amicizia, gli amici più cari, no? Il legaccio che noi mettiamo al polso, che diciamo che è quel
legaccio che lega chi va e chi viene, che è quel legaccio che ha legato le valigie quando, di chi partiva, no? Che legava tutti i ricordi. E tornando ai tessuti, insomma, questa è una passione vera. Lui, Antonio mi racconta che quando era piccolo che la mamma lo portava in chiesa e si usava a quel tempo molto le pellicce. Lui faceva sempre finta di appoggiarsi, di scontrarsi con queste signore per affondare le mani nelle pellicce, perché quella insomma ti dava un bel senso tattile. E ancora adesso comunque io vedo che faccio sempre figuracce, perché fa finta sempre di appoggiarsi a sconosciuti e sconosciute per cercare di toccare, no? Soprattutto se sono un po' tessuti tridimensionali. E se io per caso ho un minimo di nostalgia e vado a rivedere tutti i book che ho gelosamente conservato di quando andavamo, adesso ci vanno i nostri assistenti, in fiera dei tessuti che si faceva che ci sono ogni 6 mesi, e quindi andavamo sia a Milano che a Parigi e facevamo i book in tutti gli stand, andavi dai rappresentanti e i tessuti che ti interessano, tagliavi un pezzettino e poi lo mettevi nei book. Se io vado indietro in tutti questi book, ogni anno sono sempre uguali, sempre gli stessi, sempre le stesse, sempre i quadri, quadretti, righe, strisce, pois, fiori, sempre gli stessi. Ho detto, tanto, sempre la stessa cosa. Comunque, questo per dire che qui ci sono, per non parlare delle lavorazioni appunto, che lui ama, e poi sempre anche quelli non puoi dargli un tipo di gli piacciono sempre le stesse cose, però quelle cose sono anche quelle sempre molto diverse, no? Per non parlare del plissé, che è il suo argomento, la sua lavorazione principe, forse perché ha questa cosa così tridimensionale che la appassiona, forse perché ha questo ricordo, non lo so, nelle gonne della nostra tradizione, o perché anche prevede e dà la possibilità di dare tanti tipi di lavorazione. Perché la prima cosa che è accaduta è piegare. E piegare, esatto. Se riguardo i nostri... quando noi abbiamo fatto 10 anni, per esempio, della nostra carriera, 10 anni dal Pret-à-Porter, quindi nel 2001, dopo 10 anni dal 2001, abbiamo voluto fare un book fotografico, cioè abbiamo voluto fare delle foto all'intorno della campagna algherese, e abbiamo deciso di prendere l'archivio di 10 anni che io ho mantenuto al limite possibile, e abbiamo fatto i completi su 10 modelle, dividendo l'archivio non per anno cronologico ma per temi. E i temi erano quelli ricorrenti che abbiamo trovato in ogni anno, ed erano sempre quelli: camicie bianche, il tema c'erano sempre il tema gotico, che c'è sempre, il tema etnico, il tema dello couture, quello insomma bello importante, la rosa cinese, c'era maschile e femminile, cioè sempre, quindi in tutti gli anni sempre si ritrovano sempre le stesse cose. Ma questo non so perché l'ho raccontato senza raccontare dall'inizio come abbiamo iniziato, ma ci arriveremo dopo. Questo Antonio Maras, per quanto riguarda me, io ho sempre convissuto con la macchina da cucire, che era un elemento a casa come un parente che non la smetteva mai di parlare, perché sempre drum 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 a casa. E mia mamma e mia zia, tutte e due, erano due sarte straordinarie, con delle mani incredibili, poi bravissime tutte a cucire, a lavorare a maglia, a ricamare.
incredibili. Poi loro avevano, sin da piccole, anche se nate e cresciute in un piccolo, cioè in campagna, andavano però alla Maddalena, che c'era l'ammiragliato, e lì c'erano proprio dei negozi con stoffe, modelli da poter fare. E c'erano gli ufficiali, e perché c'erano gli ufficiali che si potevano permettere, e loro avevano un gran gusto e potevano così. Io ho sempre in mente mia zia. Perché era una città internazionale. Esatto, una città internazionale, quindi potevano approvvigionarsi. Quindi io ho sempre in mente, poi da casa di mia zia, quindi lei si faceva mandare poi più grande, i book dai rappresentanti dove poteva ordinare le stoffe. Poi c'era sempre Famiglia Cristiana con Oggi Mani di Fata, poi Famiglia Cristiana con la mia rubrica preferita Oggi mi vesto così di Carla Ruffinelli. E poi io mi ricordo sempre Tetene, mia zia, che stava alla finestra con la stoffa, faceva questa stoffa, la teneva così con i due versi, no? Uno che saliva, uno che scendeva, e faceva Calè lo è su chissu, sarà chissu, lo è su giusto, chissu, quell'altro. E dicevo, Tete, ma se non te ne accorgi tu? Comunque, per dire che era una fissata. Comunque loro erano di un gusto eccezionale, bravissime, tutte e due, elegantissime, hanno cucito tutto, i vestiti da sposa di una, l'altra non si è sposata, quindi il suo corredo è rimasto tuttora intonso. Ha realizzato l'abito di mamma, e se vedo le foto di mia mamma e mio papà nel viaggio di nozze sembrano due divi di Hollywood. Io e mia sorella eravamo sempre vestite come le principesse del Principato di Monaco. Le mie Barbie e le mie bambole erano sempre le più ben vestite di tutta il Nord Sardegna. Tutte il mio coso sembrava sempre vestite. Avevo un guardaroba. La borsetta di Pannolenti. Esatto, tutte elegantissime. Avevo quindi loro importavano i catamodelli di sì, tutte di Dior, sì. Io c'ho tutto. Io c'ho tutto, sì. Poi mia mamma gli è venuta la fissa di dare ai poveri un periodo, e quindi ai poveri e agli orfani, quindi un po' ho perso, però quello che ho potuto ho ottenuto. Poi però chi pensava mai ho pensato di fare moda, non c'è stato così. Comunque, questa stratificazione così densa, al di là di Antonio, in te che cosa ha prodotto poi? Proprio nella dialettica poi con Antonio, quanto ha contribuito? Ha contribuito. Barras è importante, ma Ha contribuito che, per esempio, quando lui stava in negozio dal padre, perché lui si è diplomato e stava in negozio dal padre, ha fatto il corso del veterinista, stava in negozio dal padre, poi improvvisamente il padre nel giro di 6 mesi Armani c'è anche una... Sì, lui fa veterinista, particolarmente bravo, tra l'altro, secondo me come visual è anche più bravo che come stilista. Questo lo penso io, visual e stylist, è bravissimo, veramente. Infatti ha una lotta giornaliera con i visual attualmente. È bravissimo, il negozio è veramente bravo. E quando può va e rifà i negozi, e quando li fa lui si vede veramente la differenza. E lui aveva fatto il corso di visual, era andato dal famoso Pierre a Milano. Il padre non voleva, era iniziato a incontrarsi col padre perché lui si metteva in mezzo, voleva rifare, andare così. Poi purtroppo il padre in 6 mesi è mancato, e io gli sono stata accanto. Siamo andati insieme al famoso Center Gross, che era iniziata con la famosa era del pronto moda, che negli anni '80 che è nata in Italia soprattutto, e anche in Francia c'erano Métier,
che è stata sconvolgente, perché era quelli che copiavano quello che succedeva nel fast fashion di adesso, che andavi a comprare, poi finito perché è iniziato il fast fashion. E io gli sono stata vicino perché abbiamo lavorato insieme, cioè insieme abbiamo preso i soldi, siamo andati con la macchina, abbiamo preso, e quando nel 87 questo imprenditore sì, che veniva in negozio per vendere semiprogrammato, cioè veniva con una mini collezione e vendeva gli abiti, li consegnava nel giro di un paio di mesi, mentre una collezione si vende, te la consegnano dopo 6 mesi. E Antonio faceva delle varianti, evidentemente queste varianti che chiedeva lui andavano bene anche negli altri negozi, e lui, questo di Roma, che aveva una sua piccola azienda, gli ha detto: io voglio però, penso che il pronto moda abbia una vita breve, e aveva ragione tra l'altro, voglio fare invece entrare e fare una collezione con i tempi canonici, perché non la disegni tu? E lui no, 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 no. Un giorno ci siamo incontrati insieme, che c'ero anch'io, ho detto: Anto, la facciamo. La facciamo, facciamola, che ce ne importa, facciamo one shot e la facciamo. Quindi io gli ho detto: facciamola, l'abbiamo fatta insieme, l'ho costretto, l'abbiamo fatta insieme, e poi insieme gli ho detto insieme l'abbiamo fatta, siamo andati a Roma, l'abbiamo fatta, ha avuto un successo incredibile. Questa è stata nell'87, Piano piano Dolce Carlotta, l'abbiamo chiamata, da un film di Aldrich del 64, con Bette Davis, è splendido. Ha avuto un successo straordinario a Roma. Siamo arrivati la notte prima, con le foto fatte con le mie amiche ad Alghero, veramente, veramente c'ero anch'io, però ho fatto anche a me la foto, però la mia carriera di modella è finita. Sì, perché iniziata e finita perché diciamo che il fotografo, come dice Daniela Zeta, io da allora non mi sono più fatta fotografare. Daniela insisteva, mi ha detto: Patrizia, non ci sono brutti modelli, ci sono solo cattivi fotografi, e mi ha convinto. Infatti da lei mi sono fatta fotografare e aveva ragione. Infatti attribuisco il mio fallimento di modella a quel fotografo. Avevamo fatto queste foto. Avevamo fatto queste foto, e siccome la notte, prima di partire, avevamo fatto il Prince de Galles, queste gonne in taffetà, era l'anno di Lacroix, e quindi avevamo fatto queste gonne corte, così, tutte una ruota corta, con il filo, avevamo messo alla fine un filo di nylon, quindi erano tutte che facevano tutto tipo volant, e sotto tutto il tulle, e poi sopra invece una giacchina piccola piccola a doppio petto. Questo era il tema principale, e poi avevamo fatto le righe, il gessato strano. Io ero disperata, perché emozionata così, e ad Alghero, dal mio fotografo delle nozze, ci eravamo fatte fare delle foto in bianco e nero, l'abito anni 50 in taffetà con le rose. C'era la mia amica Alba, la mia amica Anna Paola, tuttora mia amica, solo una, Anna Paola, era 1,74, gli altri due, io e Alba, 1,55, 1,60, però Alba bellissima di viso, io vabbè, secondo me poteva anche andare così. E comunque la notte questa modellista niente, taglia questa gonna, tutte bravissime, tra l'altro è venuta anche a salutarci da poco il negozio, taglia per terra perché non c'erano tavole abbastanza lunghe. Noi stavamo guardando le foto così, perché dovevamo vedere dove metterle, come metterle, non avevamo altro materiale, mettiamo queste foto così, e lei: vedi questa che nasone, ero io.
Allora, niente, tolgo questa foto, io no, questa non la mettiamo, quindi credo di non averla neanche più quella foto, devo anche vedere se... Conservo tutto tranne quella foto. Stiamo parlando degli anni 80? 87. 87 già. 87, partiamo la notte, queste foto, io, Antonio Manichino e un rotolo di stoffa, andiamo a Milano Vendemoda con la Volvo del mio titolare. Noi usciti praticamente la prima volta dalla Sardegna. No, andavamo a Roma, siamo andati 3-4 volte per i tessuti con i disegni per costruire in Tiburtina, cioè aveva questa sottoterra, questa magica azienda. Però veloci, perché questo faceva pronto Mora, avevano da allora questa cosa veloce. Poi andavamo la domenica a lavorare, perché così lui non aveva telefonate, non aveva rompimenti, noi vrum, e quindi abbiamo costruito questa collezione. Siamo andati a Milano Vendemoda e a quel tempo c'erano le cose incredibili. Mi ricordo che di fronte c'era Mariella Burani, c'era Alberta Ferretti con cose, c'erano cose bellissime, io iniziai a piangere che quello era così, specchi, cose, e noi con queste 4 foto. Entriamo, arrivati anche tardi perché ci eravamo fermati, che quello doveva dormire, io così. Arriviamo, arriviamo io distrutta, tutto così, e a un certo punto io metto le foto, sistemo le foto, Antonio fa il manichino, tutto così, e con questo semplicemente manichino avevamo il completo perché la collezione arrivava più tardi, metto questo primo completo e Antonio fa questo primo completo e con questa con il tessuto fa tutta una cosa di stoffa così, e mi ricordo che la notte tutte le donne delle pulizie si sono fermate, invece di fermarsi in questi stand mega, si sono fermati da noi per farci i complimenti. Quindi, e l'indomani c'è stata veramente la fila, si è dovuta stare uno nella porta per fermare il flusso ed è stato il fenomeno dell'anno, della stagione, insomma, ed è stato una cosa impressionante. Ho avuto la percezione in quel momento, alla fine degli anni 80, che di fatto era diventato stilista. Sì, tant'è vero che noi non avevamo scritto niente, fatto niente, che lui aveva preteso che noi ci trasferissimo a Roma e non l'abbiamo fatto, però nel frattempo ci hanno chiamato 4 aziende, abbiamo fatto una consulenze di maglieria, abbiamo lavorato per altre cose, nel frattempo che lui ci ha richiamato, noi abbiamo fatto tante altre cose, così dal niente abbiamo fatto dall'oggi al domani, abbiamo disegnato per un'azienda di maglieria, un'azienda di prêt-à-porter, abbiamo fatto un'altra linea che abbiamo chiamato Tre vaghissime donne, da una poesia del Foscolo, un'altra abbiamo presentato al Contemporary, che era un'altra grande fiera di giovani stilisti, insomma ha fatto tante cose fino a quando ci ha richiamato quello di Piano Piano di Dolce Carlotta e fino a quando nel 96 fino al 98 ci hanno chiamato per fare la Camera della Moda, per fare l'alta moda, quindi abbiamo iniziato col nome di Antonio Marras con l'alta moda, che è un percorso inverso, perché normalmente è un progetto che va che è un fine percorso, no? Con Antonio Marras con l'alta moda, e dopodiché dal 98 fino al 2001 abbiamo cercato invece un produttore, perché per fare il prêt-à-porter che abbiamo iniziato nel 2000 è stato una cosa molto molto difficile, perché trovare uno che diceva l'alta moda
meravigliosa, però questo produttore, tutti ti dicevano bello, 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 ma in Italia la cosa importante poi alla fine era trovare la traduzione nella vita reale. Un produttore mi ha detto: bello Antonio, un cavallo di razza, ma Patrizia mi devi aiutare a mettergli le briglie. Io gli ho detto, io lo incito al contrario, forse non ha capito, non sono la persona adatta, io sono il contrario. Cioè, e quindi abbiamo... Quindi l'Altamoda come produzione singolare per l'appunto e contemporaneamente il percorso del pret-à-porter. Cioè industriale. Allora, l'Altamoda non l'abbiamo potuta fare grazie a mia madre. Ok. Grazie a mia madre noi abbiamo iniziato a fare l'Altamoda perché mamma è arrivata, cioè Antonio ci hanno chiesto, Dominella della Camera Nazionale della Moda, allora di fare una collezione, l'hanno chiesto a dei giovani, no? Prima nel 91 a dei giovani e poi mi sembra nel 96 fino al 98, altre 4 collezioni abbiamo fatto. Un anno, l'anno che avevano ammazzato Versace, mi ricordo anche. In quegli anni c'era la possibilità di fare, essendo capi su misura, di farli in atelier. Quindi mamma li ha fatti tutti, lei, e poi fatti su misura, poi avevamo delle clienti private. Veniva Marta Marzotto con le sue amiche e Marta è stata una grandissima promotrice delle nostre cose, ha portato tutte le sue amiche a comprare, dalla Costa Smeralda veniva faceva pulmini con le sue amiche. E mamma, poveretta, Antonio l'ha fatta impazzire. Mamma, figuriamoci, con tutte le sue cose, con tutti i suoi cartamodelli, con tutte le sue cose, i punti molli e tutti, e quell'altro che invece le metteva le cose al contrario, e poi con tutti poi sono arrivate le ricamatrici di Ittiri, anche quelle poverette avevano tutti i loro punti tutti uguali che sembravano fatti a macchina. Arriva Antonio: no, li devi fare tutti diversi come se fossero i punti di un bambino, punto bimbo le chiamava. Poi a un certo punto ne è uscito col punto Rebibbia, che era il punto fatto, io gli ho detto: ma fatto dai incarcerati? No, vuol dire che è un punto fatto da chi non ha mai preso l'ago in mano, quindi un punto tutto sbagliato, tutto fatto, era il punto che lui preferiva. Quindi la tradizione in pratica di poter produrre come facevano le sarte dei nostri paesi, con queste signore, come dici tu, fotografate, che sembravano, era quella tradizione che di colpo diventava un valore aggiunto. Noi abbiamo recuperato, grazie a un'amicizia di paese di Itri, perché lì c'è una grandissima tradizione, mani veramente preziosissime che facevano questi corredi. Coltivavano il vino e si facevano i corredi. Li facevano proprio addirittura il lino, quindi lavoravano dalla base, cioè lavorando e poi con i telai a casa, quindi proprio dalla lana, come ho visto fare tra l'altro adesso che sono stata in Kirghizistan, e lavoravano al telaio e da lì si facevano lenzuola, tovaglie, tutto il corredo e poi ricamate in maniera incredibile. Armadi, cassapanche, madi, tutte piene, lasciate così perché poi i giovani si prendevano le cose del Lupi, le lenzuola in Terital, le cose perché gli piaceva di più, no? Le cose, e quelle le mollavano lì. Oppure qualcuno non le usava per non rovinarle e qualcuno non le usava perché non gli piacevano. E queste donne, poveracce, che facevano lavorando così, e Antonio Marras che le ha messe a lavorare, prima tutte divertite, e poi quando si trattava che dovevano però consegnarle per una certa data, quella doveva fare i papassini, magari per la cresima, e Antonio no, quell'altra doveva andare
al battesimo, quell'altro era comare, e figuriamoci le complicazioni. Per non parlare delle questioni di metterle in regola, giustamente, giusto, sono d'accordo, ma abbiate pietà, è quella a domicilio, è quella cosa, è la partita IVA, ecco. Vabbè, non voglio polemizzare. No, ma questo è, scusami, è un tema centrale nel fatto che mentre Antonio e tu siete riusciti a oltrepassare questo e entrare nel mercato, usiamo questo Sì. termine, molti altri creativi sani che avevano le stesse basi, i modellini fatti a Cagliari di Dior perfetti, e che non sono riusciti perché c'erano problemi alla fine molto terra, che era che quella voleva lavorare in nero, più o meno, ecco, diciamolo che è come per la storia si racconta così, della sfilata di Dolce & Gabbana, su 9 camicie che erano state previste ne hanno prodotto 4, 3, cioè, ecco. Questo è un tema in questo momento nella produzione così manuale. Sì. Quello è un problema, quello è un problema che purtroppo non possiamo neanche riassumere adesso, però... a parte che non è il luogo, ma perché ha molto, va approfondito, ha molte sfaccettature, però è un problema serio che ha bisogno di una cura, ecco, perché è comunque un deterrente importante. Un deterrente importante questa cosa perché purtroppo queste persone non vanno appesantite, non vanno appesantite, e non va appesantito anche chi dà il lavoro, perché comunque è un lavoro che non è competitivo, che non è produttivo, perché purtroppo queste cose fatte a macchina vengono fatte con un quinto del tempo, con un quinto, per non dire un decimo del valore, e nessuno si rende conto, la maggior parte si rende conto della differenza. Quindi questa cosa va affrontata, e si affronta soltanto con intelligenza e con buon senso e comprensione. Si vuole risolvere questo problema, bisogna farlo con la circostanza, non si può tenere tutto. Ma è un discorso troppo lungo. No, ma ha a che fare esattamente Ha a con che la fare. produzione dell'alta moda di Esatto. Antonio. Ci fu qualche anche polemica intorno a questi temi. Sì. Perché la creatività non è un fatto per puri solitari. Certo. Comunque, tornando a noi, chi è che, per quanto ci riguarda, poi una figura fondamentale è stata Maria Lai. Maria Lai è stata fondamentale perché quando, per esempio, nel 2003 è stato, sì, il sindaco ci ha chiamato, ha detto: ragazzi, inventatevi qualcosa, fate una sfilata ad Alghero. E noi una sfilata, no, non abbiamo nessuna intenzione. Vabbè, inventatevi qualcosa. E allora io ho detto: Anto, volevamo fare una cosa con Maria Lai, perché non organizziamo chiediamo se vuole fare una mostra qua ad Alghero, così la conosciamo. Noi avevamo avuto modo di vedere delle sue cose a Roma. E così è stato. Lei è venuta e ha detto: sì, io faccio questa qualcosa, però la faccio con Antonio, non da sola. È stata da noi un bel po' di tempo, e questo è stato importante sia per Antonio, perché per la prima volta Antonio gli ha fatto vedere i suoi chumpuls, come li chiama lui, i suoi disegni, ed è stato molto importante perché cose che ha sempre fatto, no? da sempre, disegni, cose che non ha mai mostrato a nessuno, si è come un po' affrancato, no? Come artista, e lui gliel'ha detto: lei gliel'ha detto: ti ho incontrato come bambino e ti lascio come artista. E questo è stato molto importante.
per me è stata fondamentale, perché il tema, diciamo, del raccontare, di ascoltarla, per me è stato fondamentale. Ce l'avevo sicuramente nell'anima, ma lei sicuramente mi ha aperto una porta. Io, a proposito del racconto, e anche col lago e col filo, io del racconto ne ho fatto ne ho approfittato, cioè il lavoro della moda l'ho sfruttato per fare, ne ho approfittato per fare appunto quello che mi piaceva, sia appunto quello di lavorare nel racconto, come ti dicevo, quindi ogni sfilata è un approfondimento di un argomento che ci interessava, che mi interessava, uno spunto per poter parlare. Tipo, quindi una sfilata, appunto, una è stata dedicata a Maria Lai, una è stata una dell'Asia di Torres, una a Grazia Deledda, una a Tina Modotti, una a Blanquita Soares, una a miliardi, una a Joyce Lussu, una a Dell'Asia Torres, una a Pasca De Vaddis, una alla infelice figlia di Victor Hugo, una a Charlotte Salomon, una a Camille Claudel, una a Rina di Leguoro, insomma, sempre donne. Io anche quando abbiamo fatto, normalmente ho sempre questa predisposizione a preferire le donne, storie di donne. Normalmente sono sempre donne e sono sempre storie un po' drammatiche, sempre perché, come diceva Tolstoi, tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è felice a modo suo. E poi anche per viaggiare ho sfruttato la moda nel momento, nel periodo di Kenzo, no? Nel periodo di Kenzo, l'ho già detto? No. Adesso sto un po' confondendo. Nel periodo di Kenzo la vetrina parigina sembrava Sant'Efisio. Io quando siamo stati da Kenzo, quando siamo stati da Kenzo, siamo stati 8 anni, dal 2003 al 2011, sono 8, 2002, vabbè. Anche se ho fatto il liceo scientifico, no? E lì, per esempio, che anche lì davo io sempre il tema di ispirazione alle collezioni, decidevo dove, siccome Kenzo ha sempre questo DNA dei viaggi, incontro del métissage, incontro Oriente e Occidente, quindi io dicevo dove voglio andare. Allora, quest'anno Vietnam, parliamo di Marguerite Duras dell'Amante. Allora, quindi Indochine, quindi siamo stati in Vietnam, a San Pietroburgo, a Kyoto, nelle montagne rocciose, a Cuba, a Marrakesh, siamo stati a Santa Fe per Giorgio O'Keeffe quella volta. Quindi li ho fatti viaggiare in India, che è il mio posto preferito. E certe volte eravamo in posti chiusi, no? E tutti, ma c'era bisogno di spostare 50 persone. Io ho detto, no, bisogna sentire l'atmosfera. Anche per esempio Visconti, no? Quando ha fatto il film Il Gattopardo, a un certo punto c'era lui che metteva il vecchio, no? Che era Tancredi, il vecchio, come si chiama? Il conte, il principe di Salina, Fabrizio. Faceva, lui a un certo punto apre per prendere... vabbè, perché sempre, infatti, perché io c'ho sempre Lendelone in mente. Non è che ci siamo dimenticati. Infatti. E lui, il principe di Salina, prende e apre e sfiora le camicie, però non si vedono. Però lui, Luchino Visconti, voleva che le camicie ci fossero stirate e profumate, perché comunque lui doveva esprimere
E così dicevo io, faccio sempre questa paragone. Esatto. Questa citazione dicevo, quindi anche se noi abbiamo fotografato all'interno di un palazzo di Maharaja in India, e potevamo farlo in qualsiasi palazzo, eravamo comunque in Gujarat, dove poi ti affacciavi, c'erano le scimmie, c'era quella che spazzava per terra, c'erano i pavoni, c'erano i Maharaja veri. Arrivata a questo punto, per andare verso la chiusura, di fatto quello che viene fuori in questo momento, il punto di oggi, lo stato dell'arte di oggi, per Antonio Marras, che cos'è? Oltre che aver trovato comunque una via che è quella dell'essere lui artista creativo e tu, come dire, raccontatrice, no? Cioè la fabulatrice e costruttrice poi di ragionamenti legati anche alle stilate. Il punto di oggi e il punto di domani comunque, perché si tratta anche di un'industria alla fine di fatto anche economico-produttivo. Noi abbiamo per tanti anni, l'ultimo periodo è stato un periodo molto difficile, perché è stato un periodo travagliato fino ad arrivare a 2 anni fa, dove abbiamo concluso invece un accordo importante con un nuovo assetto societario, con un grande gruppo italiano che ci ha dato la possibilità di avere una seconda vita con l'apertura di grandi negozi, tanti negozi sia in Italia che anche a New York, ma fino a 2 anni fa era veramente una situazione molto impegnativa perché c'è una crisi generale, perché arrivavamo da un periodo di Covid che ci ha completamente annientato, perché essendo anche piccoli comunque abbiamo risentito di tutte le crisi del mondo, abbiamo risentito delle ripercussioni della guerra, di quello che è successo in Ucraina, di quello che è successo in Libano, di quello che succedeva, non parliamo poi appunto del Covid. Poi noi autoproducendoci significava che quello che vendiamo, i soldi guadagnati servono per reinvestirli nella produzione. Di conseguenza, se i clienti, se non produciamo, se non vendi, non ti pagano. Di conseguenza col Covid abbiamo fatto 3 collezioni senza poter consegnare, quindi era praticamente un problema. Questo già noi eravamo in allerta da tempo prima, abbiamo fatto, io lo racconto anche nel mio libro, abbiamo conosciuto chiunque, abbiamo visto chiunque, ho visto realtà, ho visto cose che voi umani non potete capire, ho visto realtà, ho visto finanziatori, ho visto gruppi, abbiamo visto fondi che facevano due diligence, che poi per poi dire che poi facevano i conti e la parte brutta, tutti i debiti stavano a te e quello ti prendevano la parte positiva, altri che dicevano che non andava, altri che una volta con uno siamo stati un anno, ci hanno dato dei grandi specialisti, tutti, ognuno con un settore. Noi abituati a fare tutto noi, perché noi siamo di quelli che facciamo, io ero addirittura figuriamoci. Invece questi ognuno aveva la sua specialistica. Per un anno dovevamo fare questa società e poi si è scoperto che il fondo non aveva neanche fondato il fondo. E questo è un grandissimo, doveva essere un ramo di un fondo importantissimo. Di tutto, non so neanche qui. Attualmente per le rinnovabili più o meno lo stesso. Di tutto è successo. Anche gente anche gente generosissima, per carità,
anche gente che aveva la soluzione e la prima cosa si è dato uno stipendio che neanche del sole ai tempi di Tom Ford. C'era gente, io ho sentito cose che voi veramente, comunque fino ad arrivare a questa cosa. Il futuro non lo so perché adesso è in mano praticamente, non siamo più proprietari praticamente dell'Antonio Marras. Quello che posso dire è che noi ce la mettiamo tutta. Posso dire che normalmente quando uno vende, come è successo a Etro, come è successo a Missoni, come è successo a Versace, la prima cosa che fanno è mandare via i proprietari, i titolari. Noi per il momento no, però può essere, io non lo so. Per il momento a me quello che interessa è che siamo ancora qua ed è già grande successo perché adesso come adesso è veramente molto difficile, cioè la moda, come si sa, è visto, ha questo grandissimo, cioè o ci sono veramente le grandi maison o c'è ancora più su forse il fast fashion con vari Zara e questi fenomeni incredibili che hanno un potere assurdo, quindi è molto difficile ora la moda se non hai grandi investimenti alle spalle. Quindi io sinceramente posso ritenermi anche soddisfatta, fortunata, molto fortunata, sì, molto fortunata, quindi... Che poi questo connubio che è accaduto consente, vedendo anche le immagini del negozio di New York, consente la serenità della capitalizzazione vera, perché questa è una vera capitalizzazione rispetto a dover aspettare a vendere, no? Che è un tema poi non dell'imprenditoria sarda, specie di questa natura, ma in generale. No? Se uno legge le pagine del Sole 24 Ore legate alla moda si rende conto che stanno riprendendo quota i piccoli atelier dove tua mamma, che riproduceva come le sarte del mio paese, Dior, Chanel, eccetera, iniziano a riaffermarsi e ad avere, che poi il discorso anche di tutta la creatività artistica, cioè tutti i luoghi apparentemente marginali stanno producendo arte. Io proprio sono convinta che sia una fase positiva per la vostra creatività. Io ne sono convinta perché la gente non può si stanca delle cose tutte uguali, tutti stanno facendo le cose uguali, non è possibile, tutti uguali. Se tu vai, ormai non c'è più differenza tra Zara e Chanel, fanno le stesse cose. Uno costa di meno e l'altro, ma anche Zara fa delle cose bellissime, fatte benissimo, non c'è più differenza, cioè, l'unica differenza è il prezzo. Allora, chiudiamo perché poi abbiamo un problema di chiusura dello spazio nostro. Credo che noi siamo molto contenti di aver iniziato Plissé, sempre Plissé, con una testimonianza così forte, così autentica e anche proprio realistica. Credo che anche le altre persone che noi inviteremo, che sono le proprietarie o le, come si chiama, le CEO, così, delle grandi collezioni storiche di abiti in Italia, io penso che molte racconteranno anche un'evoluzione verso la creazione di archivi dei grandi marchi, da Prada a Max Mara, a Capucci, no? Li avremo un po' più o meno tutti qui nostri ospiti. Quindi io mi auguro che tutto questo tuo racconto porti esattamente alla creazione di un archivio strutturato in cui queste testimonianze, anche
come dire, lo dico perché a volte buttiamo delle cose, le abbiamo fatto tutti, le collezioni di Rackham, che erano collezioni storiche, cioè, tutto questo sapere delle mani che era così intenso nei nostri paesi e che spesso è stato anche etichettato come tradizionale, folcloristico. In realtà, se uno vede una camicia di plissé orizzontale di Meana e vede un quadro di Tiziano, dice, beh, insomma, ho una... esatto, pensa, com'è che noi abbiamo conservato questo e com'è che l'abbiamo declassato a cultura tradizionale, in questo etnocentrismo fastidioso, pieno di luoghi comuni e di stigmi, che rischiano di essere autostigmi, perché poi quelli alla fine ricamavano in maniera standard piuttosto che riaffidarsi alla creatività. Quindi noi ti ringraziamo per questo percorso, che è un percorso di autocoscienza che ci riguarda tutti. Quindi se per caso, come dire, avete a casa lenzuola ricamate, non buttate. No. Usatele come tende, come qualcuno fa, comprese le famose, come si chiama, di Fiandra. Io vorrei ricordare, spendere una parola per la Fiandra, che era nei nostri paesi una specie di mito con cui si faceva tutto, quasi quasi il pane. Quindi vi salutiamo. Al direttore Muscolino l'ultima parola per dire i prossimi appuntamenti. Ci vediamo qui, sempre alle 18 di giovedì prossimo, con la dottoressa Di Legge. Ci parlerà di cultura, lavora a Palazzo Chigi, si occupa proprio delle politiche culturali, quindi ci terrà il responsabile delle politiche culturali di Palazzo Chigi, quindi ci terrà un intervento in cui ci aggiornerà. Poi il 20 avremo un'attività degli amici del museo, sempre allora per giovedì prossimo sarà ancora alle 18 e poi dall'altro ancora vedremo, perché questa sala è occupata prima per altri eventi. Buona serata e a presto.